Assalto in un'azienda orafa del Vicentino a Camisano. I banditi bloccano le strade e usano una ruspa come ariete per sfondare i cancelli. E colpo in villa a Monticello, Conte 8, sempre nel Vicentino, svaligiata l'abitazione in pieno giorno, la fuga immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. 2 famiglie evacuate ed il cordoglio di un paese. Il giorno dopo la tragica esplosione di Negrar, costata la vita a Bruno Savoia, c'è ancora shock. Un amico del cognato sopravvissuto racconta la drammatica telefonata con l'uomo. Ed incendio in un'abitazione ad Arzignano, i vigili del fuoco trovano riversa a terra una donna anziana, morirà poco dopo, inutili tentativi di rianimarla. A Butrio, schianto tra un'auto ed un pullman con 50 fedeli iesolani diretti al santuario mariano di Castelmonte, una donna ferita. La Giunta del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 26-28, la Presidente Stefani: mettiamo al centro la persona senza gravare con nuove tasse. Non solo la rubrica in onda la domenica, da stasera ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3 il talk show condotto da Lucio Zanato per affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto, l'agricoltura. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con il clamoroso colpo che si è verificato la scorsa notte a Camisano Vicentino, assalto ad una ditta orafa da parte di una banda di professionisti che ha utilizzato una ruspa come ariete. Una ruspa, hanno un po' sfondato tutto quanto, anche se comunque i sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente. C'è stato un pronto intervento dei carabinieri. Fortunatamente adesso non sappiamo il valore che è stato preso, però sappiamo che non sono entrati nel cavò almeno, quindi non hanno preso niente di quello che c'era all'interno del cavò, ma solamente quello che era all'esterno. Un assalto studiato, quello avvenuto in piena notte ai danni della ditta orafa di Camisano Vicentino. Prima di mettere in atto il colpo, i malviventi ben organizzati hanno bloccato le strade di accesso, la provinciale con dei mezzi pesanti, poi con una ruspa hanno sfondato il cancello e fatto irruzione. I danni sono importanti ma limitati, fortunatamente. Diciamo che ci sono 3 punti colpiti dell'azienda, il carraio come potete vedere, l'ingresso dal lato dell'azienda e la parete esterna. Ora è caccia alla banda da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo qualsiasi elemento utile per ricostruire le dinamiche e risalire ai responsabili del colpo, al setaccio, i filmati di videosorveglianza, i targa system. Tengo a precisare che tutte le strade provinciali sono sotto controllo, quindi tutti i mezzi che entrano nel territorio del comune di Camisano Vicentino sono visualizzati. E colpo in villa Cavazzale, sempre nel Vicentino, svaligiata l'abitazione di un avvocato in pieno giorno, la fuga immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Colpo in villa in pieno giorno in una zona centrale popolata. Erano le 10 del mattino di lunedì quando una banda di persone travisate ha fatto irruzione in un'abitazione di Monticello Conte 8. Accertato che non ci fosse nessuno in casa, hanno fatto irruzione mettendo tutto a soqquadro, razziando abiti e argenteria. All'esterno ad attenderli i complici con 2 auto. La fuga è stata immortalata dalle telecamere. Ho subito un furto in abitazione che, come tante altre famiglie purtroppo in questo periodo subiscono. L'unica cosa che è stata impattante è che una volta visti i video che siamo riusciti a rintracciare grazie ad un vicino, la modalità di esecuzione di questo furto ha lasciato un po' tutti sconcertati, in primis me, nel senso che alle 10 del mattino vedere 10 persone entrate in casa in quella maniera lì, con una casa tutta chiusa, una casa in centro storico, con passanti che vanno e vengono per una strada principale del comune di Monticello Conte 8, mette allarme sociale. Il tipo di intervento di queste persone che con, voglio dire, assoluta noncuranza della legge, alle 10 della mattina in pieno giorno siano riusciti a fare questo tipo di azione. Questa è la cosa
più è preoccupante e penso che preoccupi tutti per questo. Scappati con il bottino ancora da quantificare, non è escluso che la stessa banda possa essere stata responsabile di altri colpi in zona. Intanto a Monticello continua il percorso per la creazione di gruppi di controllo di vicinato. Il prossimo incontro sarà il 3 marzo. Per spiegare alla cittadinanza come si formano questi gruppi, come funzionano, come agiscono, come interagiscono con le forze dell'ordine, per arrivare ad ampliare un po' una rete di attenzione. Ed ora torniamo sulla tragica esplosione di Negrar costata la vita a Bruno Savoia. Un amico del cognato sopravvissuto racconta la drammatica telefonata con l'uomo sotto le macerie della palazzina esplosa. Ho visto la macchina e ho detto questa è del mio amico e questo era il cognato di quello che è morto. L'ho chiamato al telefono e mi ha risposto e mi fa tirami fuori di qua, tirami fuori. Ho detto ma come faccio a venire a tirarti fuori che c'è tutto, è crollato tutto, ma tirami fuori, 3 volte me l'ha detto. Le urla disperate che echeggiavano in via Sattarini erano quelle di Roberto Sartori, uno dei superstiti della tragica esplosione avvenuta a Negrar di Valpollicella, nella frazione collinale di Prun, paese di 500 anime. Una deflagrazione imponente, forse causata dall'esplosione di una bombola del gas, che ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani con all'interno Rosanna Marchesini, di 68 anni, il figlio Christian, di 33, e Bruno Savoia, anche lui 68enne, morto schiacciato tra le macerie. Ho sentito un boato terribile, pensavo fosse un aereo che era caduto, un boato però un po' sincopato, era un po' soffocato, probabilmente le mura hanno chiuso. Siamo corsi là immediatamente un nuvolone appena di polvere, appena che si è disperso abbiamo visto il disastro. Rosanna, il figlio Christian e il cognato Roberto sono sopravvissuti per miracolo, così lo ha definito il sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, e ora si trovano all'ospedale Borgo Trento fortunatamente fuori pericolo. Una tragedia che ha scosso profondamente questo piccolo paese di collina dove non succede mai niente, così ci dicono i suoi abitanti, ma che ha saputo mettersi all'opera per coloro che si sono trovati senza una casa da un giorno all'altro. Le persone di questa comunità con il loro grande cuore hanno cominciato già a pensare a cosa potranno fare nel momento in cui i feriti saranno dimessi, cosa potranno fare per le persone che sono state evacuate perché le loro case non sono più agibili. A Prun resta ora il dolore per la perdita di un compaesano conosciuto e molto ben voluto, Bruno, da poco andato in pensione dopo una vita di duro lavoro. Aveva una gran passione anche per il calcio e ha fatto anche l'allenatore per le squadre qua, diciamo limitrofe. Era una passione condivisa anche con me. Era una famiglia stimata, una famiglia riservata che ha scosso tutta la comunità qua, sia di Prun che dei paesi qua vicini. È facile dirlo quando uno muore, però lui è il caso di dirlo, era una brava persona. Purtroppo è appena andato in pensione, eccetera, quindi è stato un dramma, mica da poco. Ed un'anziana è stata trovata morta nel rogo che ha interessato la sua abitazione, è accaduto ad Arzignano. E mi guido con la materassina, perché dopo la tua elettrica tu? Perché è metano. Ma io che volevo dire è già tutto perfetto. Non si dà pace Maria Zanconato, 89 anni, per l'incidente che ha portato all'improvvisa scomparsa della sua coetanea vicina di casa ad Arzignano. Teresina Fracasso, infatti, è stata trovata morta dai vigili del fuoco questa mattina nella sua abitazione in via Calavena Alta. I pompieri erano accorsi verso le 7:30 a seguito della segnalazione di un incendio all'interno di questo immobile. I soccorritori, una volta entrati, hanno trovato i locali invasi da fumo denso e acre. A terra, nei pressi di un divano consumato dalle fiamme, hanno trovato l'anziana donna priva di sensi. Inutili tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del SUEM, che poco dopo hanno dovuto constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, che con i tecnici dei vigili del fuoco dovranno appurare ufficialmente le cause dell'innesco. La signora Maria nel frattempo non ha dubbi a sprigionare le fiamme la stufetta di cui la sua amica Teresina si serviva per tenersi costantemente
costantemente al caldo. Mi sono andati ieri a trovarla, non c'ho problemi perché aveva la stuetta insieme al divano d'elettrica. Mi dicevo, Teresina, è troppo caldo, c'è questa cosa, dico, perché te lì? Ecco, sono stati insieme che mi parla. Ecco che devi andare a casa a riposo, non devo più stare qua a casa da sola. Ci dispiace tanto, perché era sempre una donna abbastanza gagliarda, per l'età che aveva era una donna abbastanza dinamica, cioè anche abitava sempre da sola, voleva fare tutto da sola. Mi dispiace. Violento scontro frontale a Butrio, in provincia di Udine, tra un pullman con a bordo 50 turisti partiti da Jesolo e diretti al santuario mariano di Castelmonte. Lo scontro con un utilitaria è accaduto questa mattina nella zona industriale di Cividale del Friuli. Il pullman stava percorrendo verso il luogo di culto mariano, la provinciale, quando superato il sottopasso della ferrovia si è scontrato contro l'utilitaria. Leggermente ferito il conducente dell'auto, mentre tra i passeggeri del bus solo una donna ha dovuto ricorrere alle cure mediche con trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Poco dopo è stata dimessa. E un altro grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 15 a Campodarsego. 2 le auto coinvolte in gravi condizioni, una 45enne e una 28enne sono state trasportate all'ospedale con l'elicottero a Padova. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto SUEM Vigili del Fuoco, rilievi affidati alla polizia locale, Federazione del Campo San Pierese. Truffa del finto incidente, ancora un caso, denunciati padre e figlia che hanno sottratto, pensate, ben 40.000 euro ad una coppia di novantenni. È accaduto a Mogliano Veneto. È la classica truffa fatta con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri che chiama in questa abitazione. In questo caso parliamo di 2 anziani, la signora è un 89enne alla quale viene prospettato appunto la necessità di pagare una cauzione perché il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ha fatto leva sui sentimenti di 2 anziani genitori poco meno che novantenni, la coppia criminale composta peraltro da padre e figlia, entrata in azione a Mogliano Veneto seguendo un copione ormai classico: prima la telefonata del finto carabiniere, poi l'arrivo a domicilio di un altrettanto farlocco avvocato. In quella circostanza la signora ha consegnato del denaro contante per circa 40.000 euro. Per fortuna le indagini hanno consentito di individuare subito un taxi con cui i 2 soggetti si erano allontanati e attraverso quello poi fermarli alla stazione di Mestre, dove sono stati identificati, e poi al termine delle attività di indagine li abbiamo denunciati per truffa, sostituzione di persona e per anche possesso di strumenti atti ad offendere. Tutto finto, ma i soldi sottratti, la bellezza per l'appunto di 40.000 euro in contanti, sono veri, così come reale è stata la costernazione della vittima della truffa, che subito dopo aver consegnato il denaro ha chiamato il figlio, intuendo il raggiro appena consumato. Da lì la diffusione immediata degli identikit e il riconoscimento dei 2 truffatori: il padre 72enne residente a Cagliari e la figlia di 22 domiciliata a Domodossola, entrambi con precedenti specifici. Dalle indagini sembra che si stessero recando in una località della Campania dove probabilmente hanno una base logistica al cui poi chiaramente faranno confluire il denaro che avevano in questo caso truffato. Un fenomeno sul quale si allunga l'ombra della criminalità organizzata, sempre alla ricerca di denaro facile. I fatti risalgono al 2 ottobre, poi la prima identificazione e l'articolata indagine che ha permesso di arrivare alla denuncia di 2 soggetti. L'appello è quello di sempre: chiamare in caso di dubbi e sospetti il 112. Purtroppo è una truffa che viene ripetuta spesso e declinata anche sotto altri aspetti, con diversi soggetti, ma sempre comunque con lo stesso fine. La politica ora. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028.
Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in Giunta, oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Non si tratta solo di numeri, ma di un progetto chiaro di futuro che mette al centro la persona. Il presidente della Regione Alberto Stefani definisce così il primo bilancio di previsione approvato dalla sua giunta, un bilancio che si appoggia su 3 pilastri: razionalizzazione della spesa, recupero dell'evasione fiscale e riordino delle risorse. Per quanto riguarda la sanità, un grande impulso alla sanità territoriale, 17,5 milioni di euro investiti, di cui 4,5 destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i giovani specializzandi di medicina generale, che adesso guadagneranno tanto quanto gli altri. Oltre a questo, investimenti in telemedicina, la capacità del nostro territorio di fare squadra con le case di comunità, la nostra grande sfida della medicina territoriale. Per la prima volta, inoltre, vengono subito stanziate a bilancio le risorse complessive necessarie al sostegno delle scuole dell'infanzia, 38 milioni. Ed è una legge di bilancio che guarda anche ai giovani, a partire da un nodo di cui si discute da tempo. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa, lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori. Più in generale si parla anche di rafforzamento del sostegno al sistema produttivo e delle imprese, semplificando le procedure e favorendo l'accesso agli strumenti finanziari necessari per competere. Per i comuni, inoltre, è rifinanziata con 18 milioni di euro la legge a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Per l'ambiente, 50 milioni contro il dissesto idrogeologico e un piano speciale per la piantumazione di nuovi alberi per 1,5 milioni di euro. La sanità, ora l'azienda ULSS 3 è l'azienda sanitaria del Veneto che ha abbattuto maggiormente i tempi delle liste d'attesa. Questa mattina il saluto del direttore generale Edgardo Contato, e sulle nuove nomine dei DG una lettera anonima sparge veleni in regione. Manca pochissimo all'annuncio dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto. Un processo delicato, avvelenato nelle ultime ore da una lettera anonima recapitata a Palazzo Ferrofini da un mittente che si presenta come un ex consigliere regionale sull'Ottantina, che, denunciando pressioni da personaggi esterni o comunque gruppi di pressione o potere, indica nomi e cognomi di alcuni nuovi direttori generali e invita soprattutto i nuovi e i giovani consiglieri regionali a tenere lontane le lobby dal palazzo. È chiaro che in questi momenti si scatenano tutte le fantasie e l'essere umano ne inventa di tutti i colori. L'importante è che la saggezza di chi ci amministra, e io ho conosciuto il Presidente, mi sembra una persona saggia ed equilibrata, trovi le soluzioni giuste per dare una buona sanità ai veneti che se lo meritano. Edgardo Contato parla dalla sede di Mestre dell'ULSS 3 Serenissima, dove ha presentato il suo diario di mandato, un bilancio del quinquennio alla guida dell'azienda sanitaria veneziana, un lungo viaggio partito nei giorni difficili del Covid e che oggi vede Venezia tra le ULSS che hanno abbattuto di più le liste d'attesa. È stato un bel successo questo, ma soprattutto grazie anche all'intervento della Regione. Ha fatto una ottima regia la Regione, ci ha dato anche dei soldi, quindi noi abbiamo visto di impiegarli al meglio. In un'epoca di difficoltà a reperire personale sanitario, Contato ha messo a segno 2 punti fermi: portare un corso di laurea in medicina a Venezia e un in infermieristica a Chioggia. Però è chiaro che se tu per reclutare il personale non cominci fino dalla base, dalla formazione, è chiaro che fai più fatica dopo. Noi questo aspetto l'abbiamo cercato di enfatizzare con queste iniziative. Una delle priorità di questi anni è stato poi l'impegno a garantire un servizio sanitario uniforme in tutti i territori dell'ULSS. Non c'è una sanità di un luogo o di un altro, c'è la sanità dell'azienda, c'è il catarattificio a Dolo, c'è il robot a Mestre, c'è il robot a Dolo, c'è la cardiologia a Venezia, c'è la cardiologia a Milano, quindi un sistema che lavora all'unisono. A fine 2025 l'Agenas ha riconosciuto l'ospedale dell'Angelo di Mestre come uno dei 2 migliori ospedali italiani, una delle 2 sole strutture che hanno ottenuto a livello nazionale il massimo dei voti in tutte le aree cliniche valutate. È il coronamento di 5 anni di lavoro, ma non mio, di tutta la comunità, perché
questi risultati si raggiungono quando ci sono delle squadre che lavorano all'unione. Quindi quando la bicicletta non è una bicicletta ma è un tandem lunghissimo di tante persone che pedalano e che vanno tutte nella stessa direzione. La mostra Scie di Gloria al Palafiera di Longarone si prepara ad una chiusura col botto. Sabato prossimo evento di presentazione ufficiale delle Paralimpiadi. Scie di Gloria di Longarone è stata una grandissima manifestazione di una mostra che ha segnato la storia del Novecento, ma ha anche indicato quale sarà il futuro dello sport system e dei prodotti che saranno ambasciatori del Made in Italy nel mondo. E con questo prezioso bagaglio culturale Scie di Gloria si avvia a chiudere, non prima però di offrire un finale con il botto. Sabato prossimo al Palafiere di Longarone, per l'ultimo giorno di apertura della mostra, è stata organizzata la presentazione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che avranno luogo dal 6 al 15 marzo. È un'occasione importante, presentiamo le Paralimpiadi, quindi le discipline, le varie gare, anche le medaglie, quindi sarà un'informazione appunto importante. Anche gli atleti saranno appunto presentati, abbiamo una buona rappresentanza anche bellunese, e poi abbiamo anche la possibilità di spiegare quali sono stati gli investimenti dal punto di vista delle infrastrutture. Numerose le adesioni: Luca Palla per lo sci alpino paralimpico, Flavio Menardi parabob, Paolo Tonon, Davide Giozzet e Oscar De Pellegrin, oggi sindaco di Belluno, ma più volte campione paralimpico nelle specialità della carabina e del tiro con l'arco. Sarà un'occasione d'oro per tracciare anche un bilancio dell'Olimpiade invernale appena andata in archivio, che lascia dietro di sé un'esperienza straordinaria anche in termini di promozione del territorio. Anello di congiunzione è stato il percorso espositivo internazionale che celebra la storia, l'evoluzione e l'innovazione degli sport invernali, con un focus particolare sulle Dolomiti, assieme allo spettacolo che in 11 tappe ha toccato i teatri veneti da Cortina a Verona. La mostra è richiestissima, dall'Università di Padova alla Fondazione Museo dello Scarpone di Montebelluna, ma il sogno è far vivere Scie di Gloria nel tempo. Io ritengo che una volta smontata adesso dovremmo pensare bene dove andrà a finire. Secondo me il suo luogo ideale, il luogo magico dove dovrà finire è Cortina. E chiudiamo dando uno sguardo alla nostra programmazione, non solo la rubrica in onda la domenica. Da questa sera, ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3, il talk show condotto da Lucio Zanato, Agricoltura, per affrontare con i protagonisti tutti i problemi del settore strategico per il Veneto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Come sempre, subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.